Amici belli, su tutto russo, no, non c'è successo niente. Visto che di Ronaldo ne parliamo, volevo introdurre l'argomento abbonamenti, che è importante, e tocchiamo anche quelli di calciomercato. Ah, sta venendo il patabate dell'acqua, cominciamo. Allora, Anonimo 489109, numeri particolari, spero non siano la tua password, ma poi tanto sei anonimo, quindi non lo sappiamo. Benvenuto! Iscrivetevi all'Azzurro Fluido, il canale che poi tra l'altro avete visto, no? C'è un po' di rebranding, quindi fatemi sapere, non può piacere a tutti, lo so, perché poi quando si cambia, sono un abitudinario, devo controllare quello che ho prodotto, quanti chili pesa e se ce n'è pericolo per l'ascensore. Siamo abitudinari e io stesso mi sento male, mi dispiace. Vedete, io sono ancora legatissimo al vecchio logo, ma bisogna andare avanti, bisogna guardare avanti. Sono troppo contento, l'aiuto dei miei grafici, Leonardo, Salvatore, Umberto e il patabate che sta arrivando. Grazie mille, come li vedete, insomma, ci sono talmente tante opzioni che non sapevo nemmeno quale scegliere, ma è tutto un work in progress, ci divertiamo. Quindi lasciate il like per il nuovo logo o, se vi pare, per la campagna abbonamenti che il Napoli vorrà aprire questo this coming Monday, questo lunedì, che sarà comunque martedì. E dato che non sappiamo ancora i prezzi, io mi sono permesso di dare uno sguardo agli altri prezzi degli abbonamenti in Italia, giusto per fare un confrontino, e voi mi potete dire sotto nei commenti, secondo voi, quale prezzo dovrebbe mettere il Napoli per invogliare un pochino, visto che la situazione dei tifosi è quella che è. Quale potrebbe essere un prezzo che dice, vabbè, però dai, hanno fatto uno sforzo per venire incontro ai tifosi, per capirci. Adesso facciamo un po' il confronto. Poi, l'idea mia, ve lo dico proprio a tu per tu, perché ci guardiamo nell'anima. Se ci guardiamo nell'anima, ve lo dico tranquillamente. Kim va benissimo, se arriva Simeone molto bene, io sparo un paio di botti, quelli là che fanno solo rumore senza fuoco. Benissimo Simeone al posto di Petagna, speriamo si faccia presto. Però secondo me l'unica cosa che possa veramente entusiasmare è che tu la campagna abbonamenti la presenti con un video dove lo dice Mertens. È l'unica cosa dove praticamente esce Ciro che dice abbonamci voglio, proprio dice così in napoletano, abbonamci voglio, e lì secondo me il Napoli potrebbe superare i 13.300 miei iscritti come abbonamenti. Altrimenti secondo me siamo intorno ai 9.000, non di più, ma questa è un'ipotesi mia personale, che vale il tempo che vale, che trova, che l'acqua sporca col bambino, tutti a mare. Andiamo a vedere. Allora, io mi sono informato ovviamente prima di tutto sui campioni d'Italia. Sulla questione abbonamenti Lombardo ci ha detto vai presto, quanta fretta. Le altre squadre fanno così, poi può essere giusto o meno, la aprono la prima fase, perché lo sapete che ci sono delle fasi? Io l'ho scoperto oggi, perché non sono abituato proprio alle notizie di abbonamenti. Le fasi significa che tu prima apri ai vecchi abbonati di 2 o 3 anni prima, che hanno una prelazione ovviamente così e dei prezzi di riguardo, cosa che mi pare che il Napoli non abbia mai fatto, ma non lo so. Voi che avete più, perché io sto a New York, non mi posso interessare, e abitavo a Piazza Letecchio, mi potete far sapere se ci sono queste attenzioni eccetera eccetera. E tutte le squadre hanno delle attenzioni diverse, quindi adesso io vi dico i prezzi, però nei prezzi ci sono inclusi diversi benefit che per ogni squadra è diversa. E ovviamente ragazzi dobbiamo sempre tenere presente che qualcuno mi può dire sì, ma dal terzo anello di San Siro non si vede niente, ed è giustissimo, dalla curva del Napoli magari si vede meglio rispetto al terzo anello di San Siro, non c'è dubbio, però ognuno deve confrontarsi con quello che ha. Allora, la prima cosa importante è che leggevo del Milan, il prezzo per assistere a tutte le 20 sfide. Ora parlano di 20 sfide, quindi io credo, perché ho letto su altri siti di altre squadre, si calcolano 19 partite casalinghe più la prima in Coppa Italia, se non sbaglio. Comunque l'abbonamento parte da 199 euro.
con una media in pratica di 10 euro a partita nel terzo anello rosso centrale, dove probabilmente si vede malissimo, ma l'abbonamento è un'esperienza, sono quelli là, sono i gruppi, sono le persone che vogliono stare lì, magari se ne fregano tanto di vedere la giocata da vicino, altrimenti c'è il 4K a casa, e l'abbonamento è tutta un'esperienza. Una politica questa che l'Inter ha adottato soltanto pochi giorni fa e che il diavolo aveva lanciato già da un po', i siti che si fanno le scarpe tra di loro, tra il Milan e l'Inter, e vabbè. Tra l'altro i benefit per chi si abbona, questa era una cosa che lanciamo lì, speriamo che il Napoli prenda spunto, avranno già deciso sicuramente. Prelazione per tutte le partite di Champions League, 2 biglietti, sconto Museo Mondo Milan, qua il Napoli non può prendere spunto perché il Museo Mondo Napoli non esiste, non ce l'abbiamo, sconto merchandising del 7%, sconto Bistrò Casa Milan, possibilità di cambio nominativo, questo è importantissimo, non lo so se il Napoli lo può fare, lo vuole fare, lo deve fare, secondo me lo deve fare perché molti non si abbonano anche pensando e se poi me la mettono in un orario particolare che devo lavorare oppure c'ho un impegno, posso darlo a un amico o a un parente, se questa opzione non ci sta molti si scoraggiano. Prima partita di Coppa Italia inclusa e questa la sapevamo, quindi vedete i prezzi, ora ci sono anche dei prezzi generali di altri anelli eccetera eccetera, però ho preso questo screenshot perché 199 le prime 2 fasi, poi se ti abboni nell'ultima fase, cioè quella che è partita a luglio, 229 perché hai aspettato e quindi il prezzo aumenta eccetera eccetera. Chi invece ha scatola chiusa, perché quelli che aspettano il mercato, chi lo fa a scatola chiusa è giusto che abbia un prezzo di favore, e questa è la risposta che diamo a Lombardo. Se tu non devi rispondere che è già fatto, perché noi praticamente apriamo già con la frase 3, cioè col mercato già fatto eccetera eccetera, e non si possono premiare quelli che invece, e ci sono dei tifosi che dicono io a prescindere mi faccio l'abbonamento, ci può stare De Laurentiis, ci può stare Paolo Cannavaro, ci può stare Fabio Cannavaro, ci può stare Ferrara, Francini, Prunier o Bogossian, io mi abbono a prescindere, e quindi questi tifosi qua andrebbero invogliati a farlo. Dopodiché, per quanto riguarda l'Inter, si parte da 269 euro, quindi la media, parliamo sempre di quelle che sono le curve, è di 14 a partita, e poi vedete tutte le altre cose, ci sono un sacco di settori diversi per San Siro. Il Napoli deve semplicemente differenziare curve superiori e inferiori, perché nelle inferiori si vede molto peggio e quindi lì puoi dare un prezzo veramente di favore, poi ci sono i distinti, le tribune eccetera eccetera. Per quanto riguarda l'Inter, dopodiché non dulcis in fundo, ma insomma Milan che è arrivato primo, l'Inter secondo, il Napoli terzo, aspettiamo e non sappiamo. Sulla Juventus avevo già letto che moltissimi tifosi della Juventus, nonostante tutto la grande esperienza dello stadio eccetera eccetera, si sono lamentati in massa dei prezzi paurosi della Juventus, perché qua si parla di un posto in curva, il costo è di 650 euro per l'abbonamento, il triplo rispetto ai prezzi minimi delle altre B. Quindi su questo noi che siamo molto critici con la società, con i fatti nostri, e diciamo sempre guardate le altre squadre, prendiamo spunto. Napoli, non prendere spunto dalla Juventus, perché in questo siamo meglio l'Inter, meglio il Milan, prendiamo spunto da quelli e non dalla Juventus, perché qua veramente siamo allo sfruttamento del fatto che magari tu se stai in zona, c'è molta gente che viaggia, quindi qua è veramente grave, e quindi qua si fanno poi dei confronti con le altre società. Dopodiché questa dovrebbe essere la Roma. Sappiamo poi tra l'altro che molte di queste squadre hanno già chiuso il numero degli abbonati perché hanno cominciato in tempo, in alcune piazze c'è entusiasmo eccetera eccetera. La tabella dei prezzi ci dicono la Sud 269 euro, la Nord non penso sia 25 qua, comunque insomma sarà 250, 252, ci sono pochi euro di differenza. Per quanto riguarda la Roma, che l'ha chiuso, insomma hanno sfondato numeri pazzeschi anche qua di abbonamenti. Per quanto riguarda la Lazio, vedo una curva nord a 269 e quindi anche qui accessibile. Poi ci sono le varie, le vedete, gli under 16, le donne, gli invalidi, tutta una serie di cose che il Napoli sicuramente anche fa e farà, sotto questo punto di vista non ho dubbi. Dopodiché tariffa intera, questa è la curva Fiesole, quindi parliamo della Fiorentina e parliamo di 190 per la prelazione, e poi in Viola Time ci sono tutte le varie cose, 210, vendita libera a 260, ci siamo. Settori prezzi, questa è l'Atalanta, veramente qua io ve leggo distinti Sud 110, io non lo so come si vede allo stadio dell'Atalanta, ma qua
Curva Nord 200, 265 o 160, poi dipende sempre tra prelazione e vendita libera. Insomma, tribuna addirittura scoperta a 235. Andare a vedere l'Atalanta e farsi l'abbonamento è molto vantaggioso, e quindi queste sono le squadre, le famose sorelle, che noi dobbiamo considerare. Sotto questo punto di vista, il Napoli secondo voi cosa dovrebbe fare? Io ve l'ho detto, se lo fai dire a Mertens e la metti a 199, probabilmente riesci a sfondare i 10.000 con la presentazione magari di una maglietta incredibile. Cioè veramente Mertens con la maglietta sentitemi bene, che sta succedendo? Noi sono i bambini della scuola che sono stati presi d'assalto dalla tempesta, e quindi ci sono i professori che alluccano e li devono tutti raccogliere così. I rumori, ci sono ancora i rumori. Insomma, Mertens con la maglietta nuova azzurro Napoli, con la scritta a lete bianca che dice abbonammoci guagliù, abboniamoci, no abbonatevi, abboniamoci. Il Napoli arriva a 15.000. Mi voglio sbilanciare. Invece lo presenta Lombardo con la lete. No, forse per la maglietta dobbiamo aspettare ancora un po'. Però insomma, con prezzi così a 200, con possibilità. Oppure dai grandi sconti, perché questo secondo me farà il Napoli, grandi sconti o grandi opzioni per poi avere l'opzione sulle partite di Champions, che fanno sempre piacere. Questo potrebbe essere la situazione. Per quanto riguarda il mercato, la tocchiamo questa cosa qua, il video è già lungo. Inler ha parlato di Kim, insomma è quasi, dicono tutti che è quasi fatta. Aspettiamo, non sappiamo, qualcuno ha detto che probabilmente il Napoli voleva pagare la clausola in 2 tranche, non tutte le squadre amano questa cosa qua. A De Laurentiis Higuain con la Juventus sì, 2 tranche, vai con comodo, non tutte le squadre apprezzano questa scelta, ma pare, secondo me, questo ritardo su Kim potrebbe anche essere perché il Napoli, trovandosi a parlare, ha detto ma a portieri come stiamo messi, e quindi abbiano fatto un sondaggio su Bayindir, portiere del Fenerbahce, e gli hanno detto un secco no, perché noi dobbiamo sempre occupare quella casella. Adesso che Kim pare fatta, la priorità per me diventa il portiere, e non c'è dubbio. Se è vero come è vero che ci dicono che Petagna al Monza pare sia fatta, il Napoli si sta fiondando con aggressività, voglio immaginare, su Simeone, e là io esulto. Anche qui potrebbero esserci dei ritardi, perché il Napoli potrebbe fare il doppio, potrebbe chiedere il doppio colpo con Baracca eccetera eccetera, però col Verona ci sono dei rapporti secondo me sereni, si arriverà ad un accordo visto gli accordi precedenti per Rachmani eccetera eccetera. A margine noto, come molti amici anche abbonati mi facevano sapere, che UNAS ha cancellato tutte le cose sul suo profilo Instagram, 0 post in questo momento, non ci sono fotografie, e pare non segua più il Napoli tra i suoi cioè tra quelli che lui segue, che sono sempre pochi. Quindi questo potrebbe essere un indizio di uno che sta con le valigie praticamente pronte, non sappiamo da dove va. UNAS è uno di quelli che aveva un paio di milioni di followers, però lui continua a seguire i giocatori perché sono ancora amici, e vedevo per esempio che lui segue il capitano nostro Di Lorenzo 400.060 followers, sono gli stessi followers che ha la moglie di Mertens, per capirci poi la differenza anche di impatto mediatico. Speriamo insomma che Di Lorenzo possa fare una grande stagione e che la fascia non pesi, ragazzi, speriamo che la fascia non pesi, perché è una bella gatta da pelare. Io l'ho visto teso. E poi visto che Di Lorenzo mi riconduce sempre alla questione Zielinski, io più che preoccuparmi di Osimhen al Bayern di Monaco mi preoccuperei sulla figura di Zielinski, che in questo momento, visto che si parla di 4-3-3, ma questo sarà un argomento per il prossimo video, secondo me è leggermente indietro alle gerarchie per Spalletti. Quindi il centrocampo, i suoi giocatori preferiti in questo momento sono Lobotka, Anghissà e Fabian. Da New York, Valerio Fluido è tutto, Azzurro Fluido, lasciate i like finali e fatemi sapere tutte le cose sugli abbonamenti. Io la mia ve l'ho detta, chissà se il Napoli ascolterà, se il Napoli avrà già deciso, avranno delle intuizioni per legare un po' con l'ambiente. Io onestamente, per quanto insomma sia molto critico nei confronti della società per parecchie cose, per come si sta sviluppando il mercato, io sono curioso, io non vedo l'ora di vederla questa squadra all'opera, con questi criminalotti
Belotti, con queste facce un po' più cattive in campo tutti insieme, può essere un rinnovamento. Magari non vinciamo lo scudetto, non lo sappiamo perché servono troppe cose per vincere, ricordate, servono troppe cose per vincere lo scudetto, però potremmo anche divertirci, quindi io sono veramente sereno, sono prudente, sono sereno, sono nell'equilibrio più totale. La contestazione secondo me non fa parte di noi, e più che altro non giova, perché De Laurentiis non molla e quindi anche se mette gli abbonamenti a 500 la curva e nessuno se lo fa, a lui non se ne frega proprio. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.